Un paio di foto per non dimenticare che il 27 giugno del 2017 Veneto Banca e Popolare di Vicenza venivano messi in liquidazione coatta amministrativa. Così il gruppo di Don Torta ha voluto ricordare questo triste compleanno. Triste per gli oltre 220.000 cittadini che da quel giorno hanno perso quasi tutte le speranze di riavere il denaro investito. L'ultimo disperato appello l'hanno lanciato all'inaugurazione di Ponte della Priula. Governatore, dica Mi i suoi raccomando, simboli. adesso il decreto col fondo l'avete visto? Sì, con un po' di paletti e fa scontanti. Ministro, posta la nostra voce a Roma, risparmiatori veneti, l'ordinamento non torta. E dopo 2 anni anche il fronte giudiziario si fa sempre più in salita, con rinunce e rinvii che avvicinano lo spettro prescrizione e contemporaneamente con l'avvio di altre inchieste. L'ultima è della Procura di Potenza per operazioni dubbie di Banca Apulia, uno degli istituti acquisiti da Veneto Banca. 39 gli indagati che avrebbero truffato molti piccoli risparmiatori del Potentino, paventando investimenti garantiti e profitti alti e sicuri, con l'acquisto di obbligazioni in realtà sopravvalutate di un sistema bancario già in crisi. Quasi un ritornello per i truffati veneti che ora scoprono come il sistema si fosse espanso anche in altre regioni. Un'indagine che ripercorre gli ultimi 5 anni ma che pare essere già zoppa. Secondo il procuratore di Potenza il rischio di prescrizione a 7 anni è molto elevato e in contemporanea la pena per truffa è quanto mai mite. Si paga di più per il furto di un motorino che per aver rovinato la vita di centinaia di piccoli risparmiatori.